Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua, in questo nuovo video. L'impegno di lunedì si sta avvicinando, manca sempre di meno fortunatamente. Abbiamo avuto un altro risultato sportivo perché al momento, ormai è ufficiale, la Salernitana è aritmeticamente retrocessa in Serie B e era solo questione di tempo, adesso bisognerà vedere anche gli altri due esiti per quanto riguarda la zona retrocessione ed è proprio per questo che lunedì contro il Genoa dovremo fare non dico la partita della vita, ma la miglior partita possibile. Perché piano piano là sotto dei movimenti stanno avvenendo, chi fa punti, chi cerca di guadagnare terreno e noi questa cosa non la dobbiamo permettere perché sì, siamo arrivati a 30 punti, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. Quindi proprio per questo dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibile. Ovviamente se la partita si avvicina, questo cosa significa? Che andiamo a dare un'occhiata al file, perché può sempre essere utile. Io vi ricordo che il file fa semplicemente una media statistica, bla 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 bla, alcuni dati potrebbero essere discordanti, bla bla bla. Questo è quanto. Come sempre, prima di farvi vedere il file, vi faccio vedere il consueto banner perché va fatto vedere e dopodiché ci immergiamo nel file. Quindi andiamo. Eccoci qua, eccoci qua. Prima di farvi vedere il file, vorrei fare anche questa cosa che mi sembra anche banalmente molto logica, che però non ho mai fatto e adesso mi sto domandando anche il perché, visto che è una cosa molto logica. Però vabbè, miei deliri mentali e quant'altro. Allora, perdonatemi un attimo, che così ve lo faccio vedere. Ecco qua. Allora, prima di andare a vedere il file, secondo me è molto logico fare questa cosa qua. Tra l'altro io mi sposto qui, perfetto. Ed ecco qua. Vedere più o meno come siamo messi. Allora, sappiamo che ovviamente verrà giocata, non lo so perché sto sito a volte in inglese, a volte in italiano, dipende da come gli gira. La partita si giocherà lunedì 29 alle 9 meno un quarto. L'arbitro sarà Federico Dionisi. Questi sono tutti gli infortuni e giocatori assenti per il Genoa. Mancherà Matturro, ne ignoro l'esistenza, Messias, Bani e Malinowski. Mentre per noi mancherà Luvumbo, che se non mi sbaglio era diffidato, Pavoletti e Mancosu. Non ci dovrebbero essere altre assenze. E tra l'altro abbiamo recuperato anche Petagna. Quindi non so se partirà titolare, però Petagna rientrerà a pieno carico nella partita col Genoa. Tra l'altro, perdonatemi se guarderò di qua, ma perché ho il secondo schermo lì, quindi perdonatemi. Andiamo a vedere lo stato nelle ultime 5 partite. Vedete che di solito io prendo il range a 4 partite, quindi in questo caso il file prenderà in considerazione
soltanto la partita con l'Inter praticamente. No, le ultime 4 partite in trasferta, perdonatemi. Farà riferimento solo a quello il file. Quindi Inter, Monza e non mi ricordo quelle altre. Mentre perderà in considerazione le ultime 4 in casa del Genoa, che sono la sconfitta con la Lazio, il pareggio col Frosinone e via discorrendo. Comunque notiamo che nelle ultime 4 in generale il Cagliari ha un rollino di marcia molto importante perché abbiamo 6 punti, 3 pareggi e una vittoria e 2 di questi 3 pareggi sono arrivati con la Juve e con l'Inter, che non so diciamo le ultime arrivate. Mentre la situazione è praticamente analoga per il Genoa. Abbiamo vinto alla stessa giornata, però con avversari decisamente diversi perché loro hanno vinto col Verona, noi abbiamo vinto con l'Atalanta, loro hanno pareggiato 1-1 col Frosinone e pareggiato 0-0 col Genoa e con la Juve, scusate, e 1-1 con la Fiorentina e perso 0-1 con la Lazio. Quindi questo è quanto. Loro sicuramente avranno Gudmundsson e questo è il giocatore da temere di più, assolutamente. E poi vediamo che... Basta, basta. Non c'è altro da vedere a parte queste statistiche. Il Genoa è tredicesimo per gol segnati nei match, 1,1. Il Cagliari è dodicesimo, sempre con 1,1. Loro sono decimi in gol concessi per partita, 1,2, e sono diciassettesimi per tiri nello specchio, 3,4 tiri. Che è paradossale avendo Gudmundsson, tra l'altro. Mi sembra stranissimo. Mentre noi non abbiamo ottenuto un clean sheet in 6 partite e abbiamo segnato 7 gol nelle ultime 5 partite. Che è tanto perché la capacità offensiva del Cagliari negli ultimi tempi era un po' un disastro, invece ci siamo ripresi a livello di gol fatti. Detto questo, io direi di andare a vedere il file. Come vedete qui ho aggiunto una piccola cosa, ma che a noi non servirà. Allora, andiamo a mettere subito Genoa e Cagliari. Come sempre daremo prima un'occhiata al minimal, alla pagina minimal e poi andremo su quella estesa. Allora, la pagina minimal ci dice che molto probabilmente il primo tempo finirà con un pareggio. Come sempre io vi ricordo che in realtà il primo tempo tiene conto di tutti i primi tempi delle squadre. Quindi in questo caso il file tiene in considerazione, siamo alla questa che è la 34esima giornata, quindi ne sono state giocate 33. Il file prende in considerazione tutti i primi tempi giocati dal Genoa in casa e tutti i primi tempi giocati dal Cagliari in trasferta. Fa una media aritmetica e ci propina questi dati. Comunque 1x2 il primo tempo probabilmente sarà una x, doppia chance protende leggermente per l'1x, under over 0,5, però vediamo che i dati comunque sono abbastanza discordanti. Io ve l'ho chiesto di fare il video sul file. Vabbè, fatemelo sapere qua sotto nei commenti se volete il video sul file. Purtroppo alcuni commenti me li sono persi. Così vi spiego bene bene come funziona. Under over casa 0,5, under over ospiti under 0,5. Gol no gol, ovviamente no gol. Multigol casa e ospite 0 e 1, multigol 1-2 e il risultato esatto 1-2. Questi sono i grafici. Ecco qua. E andiamo a vedere ora invece il secondo tempo. Il secondo tempo, con mia somma sorpresa, ci fa vedere che in realtà ci dà noi per vittoriosi. Il file dice probabilmente vincerà il Cagliari.
Doppia chance 1-2, quindi il pareggio non lo tiene particolarmente in considerazione nonostante il risultato esatto dia 1-1, però poi ci arriveremo. Doppia chance 1-2 e che lo possiamo intuire anche da questo grafico dove vediamo che il Genoa ha il 33%, il Cagliari il 42%. Ah, vedi, posso vederlo già da qui. Fantastica sta cosa. E se io, puta caso, mettessi la forma ad 8 partite, cambia, la situazione cambia. Con il Genoa al 35, il pareggio al 31, il Cagliari al 33. Ok. L'ho scoperta con voi sta cosa. L'ho scoperta con voi. Doppia chance 1-2, under over partita, under 3,5, over 2,5, under over casa, under 1,5, over 0,5, under over ospiti, ovvero noi, under 2,5 e over 1,5. Gol no gol, gol, vediamo in quale percentuale ci darà il gol. Multigol casa 0-1, multigol ospite 1-2, multigol partita 1-2. Risultato esatto 1-1. Parziale finale x2, parziale finale doppia chance 1x 1-2. Questi sono i grafici. Eccoli qua. E ora andiamo nella pagina dell'esteso. Vediamo un attimo quelli che sono le percentuali del primo tempo, con l'X che predomina con il 48% di possibilità a 2,07, anche se c'è un 39% di possibilità che possa uscire un 1 sul finire del primo tempo. Le doppie chance sono quelle che sono, questi sono gli expected goals, e 10,53% che la partita possa avere gol sul finire dei 45 minuti e praticamente il 90% che possa finire no gol. E qua sono tutti gli esiti. Poi andiamo a vedere i risultati esatti del primo tempo. Ci dà il 41% di possibilità che possa finire 0-0, il 26% di possibilità che possa finire 1-0 per il Genoa e la terza probabilità più alta è quella dell'1-0 per noi, con l'11%. Ora andiamo a vedere invece il secondo tempo, dove abbiamo il 42, come abbiamo visto prima, per cento di possibilità di portare a casa la partita con una quota a 2,36 che comunque è abbastanza alta. È abbastanza alta. Di solito quando vedo quote simili io tendo sempre in realtà a puntare ad un pareggio. Mentre per le doppie chance abbiamo quote molto molto più equilibrate rispetto a quelle che avevamo visto nell'ultimo periodo. Gli expected goals sono abbastanza omogenei per tutte e due le squadre, abbiamo un 1,32 per il Genoa, un 1,53 per noi che porta a un expected goals per la partita a 2,84, quindi un range di gol che dovrebbe andare dai 2 ai 3 gol. Dovrebbe essere. La percentuale di gol no gol è 57,31 per il gol e 42,69 per il no gol, abbastanza equilibrata, però vuol dire che è molto più probabile in realtà che possa uscire gol come risultato e tendo a crederci perché comunque siamo una squadra che concede abbastanza dietro, quindi non mi sembra irrealistica come cosa il fatto che possa uscire come risultato gol. Non mi sembra per niente irrealistica. Andiamo anche a spulciare un po' i dati e vediamo che l'over 2,5 ha il 54% di possibilità di uscire, che è comunque abbastanza alto perché la quota è bassa per essere un over 2,5. Poi se uniamo a questo dato il fatto che comunque
la possibilità che il Genoa possa segnare due gol è del 23,23% e la nostra è del 25,33%, beh, non è male. Certo, a noi mancherà un'arma offensiva come il Luvumbo, però comunque ci stiamo ritrovando là davanti, quindi perché no? Non mi sento di escludere il fatto che il Cagliari possa segnare due gol. Poi vi dirò qual è secondo me il risultato più probabile. Andiamo a vedere i risultati esatti del secondo tempo. Come avevamo visto prima, ci dà l'1-1 come probabilità più alta con il 12%. In seconda battuta abbiamo o l'1-0 per noi o il 2-1 per noi, con il 9% di possibilità, mentre in terza battuta abbiamo la stessa cosa speculare, però per il Genoa, con o l'1-0 per loro o il 2-1 per loro, sempre con l'8% di possibilità. Quindi il file sostanzialmente ci sta dicendo che è una partita che prevede non finisca con caterve di gol. 2, massimo 3 gol, l'abbiamo visto anche dai risultati e da quanto, anche se i risultati in linea di massima tendono ad essere bassi e per vari fattori che semmai vi spiegherò un giorno in un video apposito. Tra l'altro fatemi tornare a tutto schermo. E come sarà, fatemi mettere qui che se no diventa un macello, ok. Come sarà secondo me la partita? Allora, io penso che molto probabilmente metto le mani avanti. Secondo me non vinceremo. Mi auguro ovviamente di sì. Però realisticamente parlando mi aspetto un pareggio. Mi aspetto un pareggio perché il Genoa si vorrà rifare della partita persa contro la Lazio. Una Lazio che era tutt'altro che in netta ripresa. Stava facendo delle prestazioni altalenanti. Io la partita Genoa-Lazio non l'ho vista, quindi non so se il Genoa abbia giocato bene, abbia giocato male o se la Lazio li abbia surclassati, non ne ho idea. Però guardando banalmente solo il risultato, io fossi un tifoso genoano chiederei di più alla mia squadra, con tutto che loro sono già salvi, non lottano per retrocedere, non hanno obiettivi in più perché vedo anche difficile il fatto che loro possano puntare a un piazzamento europeo, quindi sostanzialmente il Genoa il campionato l'ha finito, però vorranno onorare al meglio tutto il proseguo del campionato ed è giusto e logico che sia così, quindi non ci verranno a regalare niente. Il Cagliari invece temo, nonostante le prestazioni che hanno fatto nell'ultimo periodo, possa arrivare a Genova troppo appagato dai risultati che ha ottenuto e quindi prendere questo impegno un po' sotto gamba. È una paura che ho, per quello temo, per quello ho detto che secondo me la partita finirà in pareggio, perché per come me la sono immaginata vedo un Genoa che andrà in vantaggio e il Cagliari che dovrà cercare di rifarsi. Questo è sostanzialmente l'immagine che io mi sono fatto della partita. Ovviamente spero di sbagliarmi, spero di vincere 4-5-0, ma anche solo di vincere, mi accontenterei assolutamente, perché in quel caso, adesso io ho un lapsus, non mi ricordo ehm, i punti che abbiamo, adesso siamo a 32 punti. Ragazzi, se vinciamo andiamo a pari punti con Lecce e se l'Udinese non vince con il Bologna, secondo me abbiamo praticamente ipotecato la salvezza. Se vinciamo e poi una delle prossime la pareggiamo, siamo, secondo me, salvi. Io continuo a ripeterlo, secondo me ci si riesce a salvare anche con 34 punti, non mi stuferò di ripeterlo, perché vedo delle squadre in condizioni veramente orribili. Però secondo me quest'anno ci si riesce a salvare anche con 34 punti. Però noi comunque puntiamo alla vittoria, perché dobbiamo puntare sempre a quello. Poi che arrivi o non arrivi, quello si vedrà. Però voglio vedere la prestazione. Voglio vedere che la squadra continua ad essere squadra e voglio vedere
un comportamento in campo simile alla partita con l'Atalanta, alla partita con l'Inter e alla partita con la Juve. Magari no il secondo tempo con la Juve, ecco, se c'è una parte di partita che vorrei evitare è il secondo tempo con la Juve. E niente ragazzi, questa è la mia idea riguardo alla partita col Genoa. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, come finirà secondo voi la partita. E noi detto questo ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Bella!